andare alla deviazione, un rimbalzo favorisce la Scandianese, poi però la sfera è recuperata dal Forte dei Marmi che cerca di distendersi in contropiede ma rimane a terra Ghimeno e l'arbitro ferma il gioco per prestare soccorsi. Dopo il terzo, va bene, tutto pronto per riprendere il gioco, la serie del rosso-blu. Alvarez che non aggancia il filtrante, troppo veloce per tutti, anche per la stessa compagna. Anna Berti in possesso di sfera, ancora Berti, cerca il tiro accompagnato, risponde molto bene sul primo palo Masetti, vola dall'altra parte il numero 9 Palagi, ma poi c'è un recupero importantissimo per la sua squadra da parte di Berti che la mette in orizzontale per Ghimeno. Ancora Berti, per lei fascia sinistra, Ghimeno, 8:13 alla fine, 0-0 il risultato. Ferrarini, Berti alla conclusione, sfera alta, l'arbitro dice che c'è la punizione in favore del rossoblu e il time out chiesto da mister Molina quando mancano 8 minuti alla fine. Vuol parlarci sopra, raduna dunque le ragazze, intanto c'è un nuovo cambio, torna in pista Saldana e prende il turno di riposo Anna Palagi. Ancora Ancora 15 secondi alla fine del time out, intanto mi comunicano dalla regia che fino a questo momento non c'è stata la possibilità di fare diretta, ma era indipendente dalla nostra volontà, nel senso che dalla nostra postazione tutti i segnali dicevano che usciva bene, probabilmente un qualche problema sul sito federale di YouTube che pare adesso dovrebbe, da quanto mi dicono, essere stato risolto. Perciò quando mancano 8:03 dovremmo essere, uso tutti i condizionali del caso, perché per quanto ci riguarda qua da Forte dei Marmi tutti i parametri ci dicono che il segnale esce bene, ma viene poi non distribuito bene dal sito ufficiale. Dunque 0-0 il risultato, 5 falli per il rossoblu, a quota 1 la rotellistica scandianese, attaccano le ragazze di Roger Molina, si difendono quelle di mister Barbieri che sono in pista con Ghimeno, Gallotta, Iacanto e Ferrarini, dall'altra parte Saldana, Iannaccone, Alvarez e, se non vado errato, dovrebbe essere Raffaelli. Poi la sfera si ferma e non riesce il Fortename a liberare prima dei 5 secondi canonici e dunque c'è la punizione dal vertice basso alla destra di Masetti. Battuta in questo momento, ancora la Scandianese che manovra, si lotta alla sponda, alla meglio per il momento Gallotta, poi subentra Alvarez, il raddoppio, Iannaccone la riconquista, Soraya per il numero 2 Jessica che ha un varco in fascia destra, tenta il filtrante dietro porta per la stessa Soraya che poi si livra ad un avversario, non del secondo, finisce a terra, la sera se ne è sparata lontana, Gallotta la recupera per il suo, riposta l'azione d'attacco, Alessandra Gallotta, l'appoggio, poi il tentativo di in solitaria, niente da fare, Fortename che torna avanti con Saldana per Alvarez, dall'altra parte c'è Raffaelli pronta a ricevere, aspetta il piazzamento delle compagne, cerca un filtrante, trova Saldana che si libera un avversario, poi si allunga troppo sfera, si intromette Gallotta che rimposta l'azione per la Scandianese, costretta ad arrivare fin dietro porta, la mette al centro, ma lì c'è Iannaccone che fa buona guardia, la giovane Soraya che rimposta l'azione, supera un avversario, attaccata ancora, finisce a terra e guadagna un fallo di squadra, il secondo a carico della formazione della Scandianese. E intanto
c'è da effettuare una sostituzione, è rimasta infortunata nello scontro precedente Saldana, che guadagna la panchina. Al suo posto torna in pista con il numero 9 Palagi. Speriamo che non sia niente di grave al di là della gara e dell'atleta. Per la ragazza tutto pronto per la battuta. Sul punto di battuta sono Alvarez e Palagi. Al limite dell'area c'è Iannaccone, dietro porta a cercare di distrarre un'avversaria abbiamo Raffaelli. Tutto pronto, Alvarez che ci prova dalla lunga distanza col guantone, non ha difficoltà. Greta Ganassi con grande personalità, portiere importante del mondo femminile dell'hockey su pista. Iacanto la cambia ancora per Chimeno per Iacanto, cerca il tiro, la deviazione, sfera fuori dal rettangolo di gioco. La punizione, se non vado errato, dovrebbe essere in favore della squadra in tenuta giallo-nera della Scandianese. C'è da recuperare la sfera che si è fermata sul retro della rete di protezione dietro la porta difesa da Vittoria Masetti. Siamo praticamente... No, l'arbitro non ha visto la deviazione, che in realtà a mio avviso c'era, e dunque consegna la sfera alle ragazze di Roger Molina. Alvarez in orizzontale ancora per il numero 9 Palagi per Raffaelli la dà in profondità per la stessa Alvarez, che adesso deve uscire dalla mossa difensiva della formazione. Il tiro, e questa volta deve impegnarsi Greta Ganassi per toglierla dall'angolo alto, ma Gallotta recupera la sfera per i suoi, imposta l'azione d'attacco, sfera lunga ma Ghimeno arriva, poi dietro porta, resiste a una carica avversaria, torna ad impostare l'azione d'attacco, si difende il centro Porsche Firenze, attacca la rotellistica scandianese. E accanto il tiro centrale, deviazione, Alvarez la recupera per i suoi, la porta in avanti, poi si ferma, aspetta il piazzamento, la serve a Palagi la dà in profondità dove c'è Raffaelli, all'angolo Raffaelli dietro porta per Palagi, lotta la sponda Palagi, finisce a terra. L'arbitro dice che c'è il fallo da parte della ragazza dello Scandiano e dunque c'è anche il time out chiesto da Barbieri. Mister Massimo Barbieri, uno dei coach di lungo corso, ex Bassano, ex Correggio, insomma si è fatto tantissima esperienza, soprattutto uno di quei tecnici nell'orbita delle nazionali, insomma grande esperto di hockey. Dall'altra parte abbiamo, lo sappiamo, Roger Molina che sta facendo il catechismo alle sue ragazze. Molina, preparatore dei portieri della Spagna, più volte campione del mondo e insomma allenatore della Serie 2 rossoblu. Anche per lui grande esperienza, grande studioso dell'hockey su pista, con particolare attenzione al ruolo di portieri. Insieme a Riccardo Gnata hanno creato praticamente un super corso per portieri qua a Forte dei Marmi, dove dai ragazzini dell'Under 11 fino ai portieri della Serie 2 e allo stesso ovviamente portieri della Serie 1 fanno corsi specializzati proprio per il ruolo. C'è insomma scuola importante. E vediamo che suona la campana quando mancano 4:36, il risultato è di 0-0, 5 palle a carico del rossoblu, a quota 2 lo Scandiano, le ragazze che pensano a giocare, ma poi insomma nella fuga della gara qualcosa succede. Però ecco, Iannaccone in possesso di sfera, insieme a lei Alvarez, Palagi e Raffaelli, dall'altra parte Iacanto, Gallotta, Ferrarini e, se non vado errato, dovrebbe essere Berti, e dunque Gallotta in possesso di sfera. Alessandra Gallotta per Anna Berti. 4:20 alla fine della gara, con la Scandianese che porta l'insidia, ma non ha difficoltà in questa occasione il portiere rossoblu Masetti, che rimposta l'azione, tentativo smorzato proprio da Anna Berti. Alvarez torna sulla sfera, se la lotta con due avversari, ne mantiene il possesso, la serve all'indietro per il numero 2 Raffaelli,
Raffaelli ancora per Palagi, lontanissima, esce dalla zona buia, cerca l'incursione in fascia destra, è però costretto a fermarsi. L'intervento di Ferrarini è provvidenziale per i suoi, poi Ghimeno porta avanti pallina, la serve a Iacanto che però non l'aggancia, dunque manovra la Scandianese, si difende il centro Porsche, ma occasione di contropiede fallita dalla Scandianese per un rimbalzo maligno della sfera, poi la recupera il fuori. Scusate, Raffaelli adesso per Palagi che fa partire un tiro alla lunga distanza, tentativo di ribattuta che non c'è, dunque si salva la Scandianese e torna in avanti con Ghimeno in fascia sinistra, cerca una giravolta per il filtrante al centro che non arriva, con l'aiuto della sponda è il Forte Mami che può manovrare. Alvarez, c'è Soraya dall'altra parte, l'aggancio netto di Gallotta su Alvarez, c'è il cartellino blu e dunque il sussulto arriva al 22:03, c'è il blu per Gallotta. Non ha avuto dubbi il direttore di gara, ma del resto dall'azione si vedeva perfettamente che ha lasciato la gamba indietro apposta per fermare l'avversaria, perciò un fallo di aggancio volontario seppur con un pattino, e ci sarà la conseguenza, per conseguenza il tiro diretto, la punizione di prima che immagino verrà affidata ad Alvarez. Vediamo che va a prendere i consigli del proprio mister. Dunque torna in pista dopo il rito della panchina Greta Ganassi, il portiere col numero 22. Un conto è ottenerlo il tiro diretto, un conto è trasformarlo. Dunque Alvarez contro Ganassi, vediamo se Alvarez, Luana la mette dentro per l'1-0, 1-0 rosso-blu sul tiro diretto quando mancano 2,54 alla fine. Dunque lo rivediamo, molto brava, gancio contro gancio, e poi la mette là a schiacciare il ragno nell'angolino, e dunque in vantaggio la formazione rosso-blu, e consentitemelo anche a mio avviso meritatamente per quanto ha fatto vedere nel corso di questo primo tempo. Adesso ovviamente si aspetta la reazione veemente di una squadra che nel panorama hockeyistico italiano è una squadra importante come la Scandianese. Ghimeno in possesso di sfera, Ghimeno cerca un compagno, una compagna, la trova accanto che la serve a Berti, tutta a difesa della porta. Adesso la formazione rosso-blu, attenzione Berti che cerca il filtrante, gli risponde, poi si lotta nell'angolo, ne esce però accanto per i suoi. Ghimeno dietro porta, caricata, mantiene il possesso di sfera, adesso nell'angolo, attenzione ancora per Berti, la pallina, tenta il tiro nel traffico, la deviazione del portiere, ma la deviazione è stata in realtà di un giocatore, perché sfumano i 45 secondi, almeno a detta dell'arbitro non c'è stata la deviazione del portiere Masetti. Dunque il Forte dei Marmi è scendendo da questi primi 45 d'attacco della Scandianese. Alvarez, poi tenta il tiro Alvarez, sporcato sulla sfera Berti e Soraya, ancora Berti che riesce a servire Ghimeno, si difende la Scandianese, sfera al centro, provvidenziale l'intervento difensivo di Raffaelli, ma la pallina rimbalza sulla stecca ancora di una giocatrice della formazione emiliana, Sofia Ferrarini. La cambia, ancora Berti in possesso di sfera, tenta il tiro dalla distanza, pallina che rimbalza, accanto la più veloce a recuperarla, ancora 20 secondi di attacco per la formazione di mister Barbieri. Accanto ancora, percussione al centro, buona difesa di Jessica Raffaelli che porta avanti sfera, il cambio con Palagi. Si accentra Palagi, tenta il tiro, la deviazione a 46 secondi, la sfera la recupera lo Scandiano che può arrivare, c'è una discrepanza di pochi secondi fra
tempo di gioco, di attacco e tempo effettivo, perciò potrebbe andare a cercare il tiro dall'ultimo secondo. Ricordo, mancano 26 alla fine del primo tempo, Fortenarmi in vantaggio, tiro diretto trasformato da Alvarez, che adesso viene presa e messa giù in malo modo. Vediamo se c'è la possibilità, il blu ad Anna Berti. Vediamo se c'è la possibilità di un replay, non so perché la sfera era già corsa molto lontana. Di fatto blu ad Anna Berti. Si rialza adesso Alvarez e il Forte dei Marmi ha così l'occasione per tentare ancora il tiro in tiro diretto quando siamo al 24:39. Vediamo se Alvarez riuscirà a superare ancora il portiere, che questa volta gli dice di no. Parata del portiere, ma c'è il richiamo dell'arbitro che ha visto il portiere uscire dalla lunetta e dunque da ripetere. Da ripetere il tiro diretto, ancora Alvarez sulla dischetto del 7:40, 17:02 adesso alla fine dell'incontro, del primo tempo, scusate, di questo incontro importante. Alvarez poi la mette fuori, dunque non riesce nella trasformazione, mancano 7 secondi alla fine. Alvarez tenta il tiro dalla lunghissima distanza dell'ultimo secondo, finisce il primo tempo sul risultato di 1-0 per la formazione rossoblù, risultato che alla luce di quanto è successo nell'ultimo minuto forse sta anche un filino stretto e le ragazze di Mister Barbieri dovranno rivedere qualcosa, perché hanno fatto una gran mole di gioco ma poche le occasioni effettivamente concrete in cui impensierire Masetti, che non ha dovuto fare cose fuori dallo straordinario. Dunque si chiude il primo tempo sul risultato di 1-0. Eccola qua, forse questa è l'occasione, una delle occasioni più ghiotte per lo Scandiano. Io vi lascio le immagini in regia, da parte di Fabrizio Ercolini al momento è tutto, noi ci sentiamo fra qualche minuto per la ripresa di questa interessante gara che vede il risultato di 1-0 sbloccato al 22:03 da Alvarez su tiro diretto, il blu a Gallotta per l'occasione. Grazie all'amico Giuseppe Nardini per le riprese della parte tecnica, al mago dei bottoni Simone Polacci che ha avuto il suo gran bel da fare oggi per riuscire a connettersi al sito federale e consentirvi dunque di vedere questa partita che, seppur mancante della prima parte, insomma ha fatto vedere in quella che siamo riusciti a seguire tutto quello che c'era da vedere. Da parte di Fabrizio Ercolini al momento è tutto, noi ci sentiamo per la ripresa. Soli è tanta roba, non c'è più l'età, siamo più a Bassano, soli come spie.
Inverside l'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Inverside l'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Inverside l'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione.
Il Versilia l'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Bene, torniamo in diretta qua dal Polo Hockey di Forte dei Marmi. Si è chiuso il primo tempo fra Centro Porsche Firenze Hockey Versilia Forte dei Marmi e Rotellistica Scandianese col risultato di 1-0. La sblocca al 22esimo Alvarez su tiro diretto per il blu a Gallotta, un blu in questo caso sacrosanto. Aveva lasciato indietro la gamba per agganciare l'avversario e dunque c'è la punizione, il tiro diretto, la trasformazione di Alvarez. Di lì a pochissimo, a 2 minuti circa di distanza, il blu è per Berti, che ha ancora 1 minuto e 39 da scontare in panca puniti e dunque il Forte dei Marmi potrà giocare questo minuto e 39 in superiorità numerica. Formazione dello Scandiano e del Forte dei Marmi che stanno prendendo posizione, manca una manciata di secondi all'inizio del secondo tempo, il cronometro dice 9:50, dunque vediamo il cambio del portiere, se non vado errato, fra le file del esce Greta Ganassi ed entra in pista Chiara Pisati per quanto riguarda la Scandianese, che poi va ad affrontare la gara con Iacanto, Ferrarini e Ghimeno. Il Forte dei Marmi, ricordo in superiorità numerica, risponde con Alvarez, Iannaccone, Palagi e Raffaelli ed è Luana Alvarez in possesso di sfera per Iannaccone, per Alvarez ancora. Iannaccone deve addomesticare una sfera maligna, la serve ancora per Alvarez che la mette in profondità, non c'è la possibilità della conclusione, dunque ancora il Forte dei Marmi che deve manovrare. Raffaelli, Iannaccone, bisogna far girare sfera un pochino più veloce se vogliamo entrare nella difesa a 3 della formazione della Scandianese. Ci prova adesso il Forte dei Marmi, sfera che viene lottata alla balaustra, rimane lì, la recupera la Scandianese che può venire avanti con un tentativo di alleggerimento. Ferrarini in possesso di sfera, Iacanto, ancora sfera per il bomber dello Scandiano, Sofia Ferrarini, la cambia ancora, mantengono il possesso di sfera, non riescono ad andare a pressare le ragazze di Roger Molina, dunque finisce a terra adesso Ghimeno e c'è il blu questa volta per il numero 9 Palagi. C'è stato il contatto, lo rivediamo, l'aggancio, dunque blu a Palagi e il tiro diretto, la punizione di prima affidata al bomber accanto, questo quando sono passati 1 primo e 16 secondi. E dunque Masetti ha subito la possibilità di mettersi in mostra o Iacanto di pareggiare la gara, ricordo 1-0, tutto pronto, fischio dell'arbitro, Iacanto ci prova e la mette dentro, dall'altra parte rispetto a quello che aveva fatto poc'anzi Alvarez, di fatto 1-1. Lo rivediamo sull'angolo sulla sua destra, mentre dall'altra parte Alvarez l'aveva messa a sinistra. Comunque di fatto 1-1, Forte dei Marmi che ha 19 secondi di superiorità dentro Saldana, battuta in questo momento Alvarez,
Non solo il Forte dei Marmi non è passato sul secondo tiro diretto, non è riuscito a sfruttare al momento la superiorità numerica, ormai manca una manciata di secondi, ma oltretutto ci prova e va vicino alla rete sulla ribattuta Raffaelli, ma dicevo oltretutto subisce il tiro diretto. Adesso parità numerica, pallina che rimane sulla stecca di Alvarez e poi finisce a terra un giocatrice del Scandiano, ma si difende bene sul tiro Chiara Pisati. Gallotta in possesso di sfera, prova sul primo palo, smorzata dal portiere Masetti. 1-1 il risultato, tutto da rifare. Pallina per il numero 2 Raffaelli, la mette dall'altra parte dove c'è Saldana, punta l'avversario, attaccato, mantiene il possesso, tentativo di filtrante al centro che non riesce, ma ancora il Forte Marmi in possesso di sfera, 20 secondi in fase d'attacco con Alvarez che arriva fino all'area di rigore, va alla conclusione e poi c'è la trattenuta del portiere e si riprenderà con l'ingaggio. Forte Marmi che riesce ad entrare, ma poi in realtà insomma un po' per la buona fase difensiva, un po' per il portiere che fino a questo momento non si è fatto ingannare. C'è adesso la sfera, dovrebbe essere in possesso del Forte dei Marmi perché è stata toccata prima del fischio dell'arbitro. No, l'arbitro decide che si riprende con l'ingaggio ancora ed è la pallina per Saldana che la gira all'indietro dove c'è Raffaelli, si allarga Raffaelli, tiro accompagnato da deviazione di Alvarez, tiro accompagnato molto bene da Raffaelli sul palo lontano. Alvarez, la nostra Luana porta nuovamente in vantaggio il centro Porsche 2-1, la prima rete di questa partita su azione manovrata quando sono passati 2 primi e 38. Berti in possesso di sfera, la cambia con Sofia Ferrarini per Ghimeno che finta il tiro, l'appoggio è per Berti ancora, cerca di farsi vedere Agustina Iacanto in area, poi la martellata è di Ghimeno, la parata senza difficoltà dritto per dritto col guantone del portiere Vittoria Masetti e c'è adesso il fallo numero 3 a carico della Scandianese, la punizione in favore del Forte dei Marmi. Forte dei Marmi dopo aver subito il gol sul tiro diretto da parte della Iacanto riesce a tornare in avanti con Luana Alvarez. Ancora Alvarez in possesso di sfera, cerca un compagno, non lo trova, dunque va a girare sfera all'indietro. Saldana supera un primo avversario, non il secondo, è Ferrerini che la porta avanti, poi Ghimeno, tentativo sul primo palo ad ingannare l'avversario, niente da fare, la sfera recuperata da Raffaelli che la rilancia per Alvarez. Intanto un nuovo cambio fra le file rossoblù, Alvarez che chiude sull'area, finisce a terra, l'arbitro dice che non c'è fallo, tanto è tornata in pista Palagi per Iannacone che si è manovrata molto bene in questa fase di gioco. Sfera lunga, non ci arriva Saldana, ancora la pallina per Ferrarini, da questi a Berti che va alla conclusione, che però passa abbondantemente al lato, dunque Alvarez può recuperarla per i suoi. Luana che la porta in avanti, poi ancora lei che cerca di entrare in area, non gli riesce, fra due avversari, la terza è Anna Berti, lottano le due, alla meglio la giocatrice in casacca gialla, la serve per Iacanto che adesso deve uscire dalla zona buia, lo fa in appoggio a Ghimeno. La sfera però recuperata da Palagi per la formazione del centro Porsche, rilanciata in avanti, ma c'è l'anticipo di Anna Berti, poi Alvarez se ne va, supera un primo avversario, il secondo la costringe ad allargarsi, sfera dietro per Saldana, niente da fare, può partire Anna Berti,
Anna Berti arriva fino a fine gara, Masetti non ha difficoltà ad intercettare il tiro che era stato sporcato da Palaci e Raffaelli. Buona fase difensiva fino a questo momento. La sfera è per Luan Alvarez, intanto il time out chiesto da Roger Molina. Alvarez che si porta a spasso tutta la difesa, poi alza sfera, l'arbitro dice che è sfera alta, ma a mio avviso ne abbiamo viste di peggio. Comunque di fatto c'è il time out chiesto da mister Molina e c'è la punizione in favore della Scandianese. Si riprenderà dunque, intanto rivediamo il tiro diretto che ha dato il momentaneo pari allo Scandiano, giocata molto molto bene, sfera col gancio e controgancio, niente da fare. Poi l'appoggio di Raffaelli, la deviazione di Alvarez, eccola là che la schiaccia in area, un tiro accompagnato, vale il 2-1. 5 falli a carico rossoblu a quota 3, la formazione di mister Barbieri che adesso sta dando istruzioni alle proprie ragazze. Ancora qualche secondo e si tornerà in pista a giocare questo secondo tempo. (19:15) alla fine della gara. Al momento il risultato arriva al Forte dei Marmi, gol di Alvarez nel primo tempo, pareggio sempre sul tiro diretto al pari di quello di Alvarez da parte di Iacanto per la rotellistica scandianese 1-1. Ancora Alvarez al terzo minuto, 2:38 per l'esattezza, va a segnare il 2-1, il vantaggio del Centro Porsche Firenze. Centro Porsche che è in pista con Raffaelli, Palagi, Saldana e Alvarez, dall'altra parte Chimeno, Iacanto, Berti e Ferrarini. Ancora la sfera per Iacanto, Berti, la Scandianese che manovra per linee esterne nel tentativo di trovare il varco giusto, il tiro viene effettuato in questo momento fuori dallo specchio della porta, non ci arriva la compagna a cercare la deviazione, la martellata di Alvarez però anche questa passa al lato. Dunque la sfera è già avanti per la Scandianese, fa buona guardia, ma poi ancora la Scandianese che torna avanti, sfera che rimane lì, un po' di confusione nel rigore, sbroglia tutto il numero 2 Raffaelli che rimposta l'azione d'attacco. La serve per Saldana, dunque Ferrarini può rimpostare l'azione, manovra la Scandianese per linee esterne, aspetta il piazzamento, gran movimento davanti alla porta di Masetti. Adesso è Berti che va a cercare di impensierire Saldana e il portiere rossoblu, il tiro dritto per dritto, fa buona guardia, l'ottima Vittoria Masetti che col guantone toglie le castagne dal fuoco. Raffaelli adesso può sgroppare in fascia sinistra, la mette al centro, la stecca di un'avversaria non consente ad Alvarez la deviazione, ma Alvarez mantiene il possesso della sfera. Adesso il tentativo al centro, ancora la stecca di Ferrarini a dir che bisogna ripartire da lontano e lo fa Palaci, difende sfera nell'angolo, attaccata dietro porta per Raffaelli, all'indietro per Alvarez e fa partire un tiro che prova a intercettare. Attenzione, diventa un contropiede 2 contro 1, poi ci deve mettere del suo il portiere Vittoria Masetti e adesso Berti in possesso di pallina, cerca il filtrante al centro, sporcato, la palla è per Alvarez che rimposta l'azione d'attacco. Luan Alvarez, il missile murato, ancora Alvarez, la conclusione e la tripletta di Alvarez vale il doppio vantaggio, 3-1 quando sono passati 8 primi e 30. Ancora Alvarez, lo rivediamo, il primo tiro smorzato, il secondo è un diagonale implacabile, veramente la mattonella dei grandi quella
ne potrei nominare 2 o 3 a livello maschile, ma insomma non facciamo confronti impropri. Adesso è lo Scandiano che ci prova, ma Alvarez ne esce ancora, fascia destra, ci prova, si ferma, aspetta il piazzamento delle compagne, difende Sfera, la serve per Raffaelli ancora, si libera in fascia sinistra Raffaelli, il tiro accompagnato, Sfera che rimane lì ed è la nuova entrata Iannaccone che non trova la deviazione. Vediamo che l'arbitro ha qualcosa da segnalare. Di fatto il Forte dei Marmi si porta a +2 quando mancano 16:01. Ovviamente il tempo è lunghissimo e la forza della Scandianese non è che lo dobbiamo scoprire stasera, c'è ancora tanto tempo, ma insomma le ragazze di Mister Molina sembrano aver trovato la misura. Sfera dietro porta, ancora il tentativo, c'è il fallo di squadra numero 6 a carico dei rossoblù. Si riprenderà dal vertice basso alla destra del portiere Vittoria Masetti, che ne approfitta per andare ad asciugare la maschera. (15:42 alla fine, 3-1 il risultato, gol di Alvarez al 22esimo del primo tempo su tiro diretto il blu a Gallotta. Ancora un blu, questa volta Anna Berti, ancora un'occasione al 24:39, ghiottissima per Alvarez che però nonostante la ripetizione la mette fuori. Poi nel secondo tempo, dopo un solo primo e 16, quando il Forte Marmi è in superiorità numerica, il blu a Palagi, il tiro di prima Iacanto vale l'1-1, poi la doppietta di Alvarez su accompagnata molto buona da parte di Raffaelli, c'è la deviazione di Alvarez e poi il gol ancora di Alvarez. Caparbio fa tutto da solo dalla mattonella giusta, vale il 3-1 e adesso finta il tiro, la mette al centro per la giovane Soraya che però non trova il varco. Attenzione Berti, ma Setti sugli scudi dice di no, il Forte Marmi può tornare in avanti. Ancora un'occasione in contropiede per il rossoblù. Intanto Valeria Calia che recupera Sera per i suoi, la cambia per Anna Berti, il blocco, il tentativo di Berti è altissimo. La sfera è per la formazione del Forte dei Marmi che in doppio vantaggio 3-1 può anche iniziare a pensare di rallentare almeno un po'. Soraya in possesso di pallina per Saldana, attaccata da Maria Vittoria Chimeno, alla meglio Gemeno, la cambia per Calia, Valeria Calia per Anna Berti, a metà strada fra due compagne, ma non hanno difficoltà le ragazze della Scandianese a manovrare. Ancora la formazione emiliana, questa volta al centro c'è Alvarez che si porta via Sfera, Alvarez che arriva fin dietro porta, poi chiude per cercare la deviazione, Sfera che schizza lontana, è Palagi la più veloce a recuperare pallina, poi però Berti caparbiamente gliela porta via, ma chiude ancora Alvarez, onnipresente, e dunque la Scandianese deve tornare a manovrare con Iacanto che la mette al centro, ma prende in controtempo la compagna. Forte Marmi che può tornare in avanti. 13:47, ricorda ancora 3-1 il risultato, in vantaggio anche, seppur un vantaggio negativo, il Forte Marmi per 6 falli a 3 a carico. Dunque Alvarez in possesso di pallina, il varco in fascia sinistra, supera un primo avversario, poi non ha la possibilità della conclusione, perciò va a cercare una compagna libera per lo scarico, cerca di farsi vedere in area Iannaccone,
la sfera è per Palaci, siamo ai limiti dei secondi. Raffaelli cerca di andarsene, finisce a terra, l'arbitro dice si può proseguire, la pallina sparata lontana da un'avversaria, non ha difficoltà Alvarez che ha 10 secondi per uscire dalla zona buia quando mancano 13 minuti alla fine. Un tiro dritto per dritto, sfera che rimane lì, ancora lei che va ad incrociare, questa volta la stecca di un'avversaria gli impedisce di raggiungere il portiere, che ricordo nel secondo tempo è Chiara Pisati, che ha avuto il suo gran bel da fare. Intanto dentro Gallotta e fuori Iacanto, la sfera all'indietro per Calia, cerca il piazzamento. 12:35, la tentativo no look da parte di Berti, molto interessante ma fuori dallo specchio della porta. La pallina dunque è recuperata ancora dal Forte dei Marmi con Raffaelli, la cambia in avanti per Iannaccone, su di lei è Calia, recupera sfera dunque la formazione emiliana che può volare dall'altra parte, cerca il tiro sul palo lontano, risponde molto bene il portiere Vittorio Masetti, poi la sfera rimane lì, succede un po' di tutto, Alvarez ne esce, niente da fare per la formazione dello Scandiano. Forte dei Marmi che può tornare a manovrare con Alvarez in profondità per Raffaelli, Saldana adesso in possesso di sfera, dietro porta il cambio con Alvarez, fraseggiano le due, ancora all'indietro, 11:38 alla fine, 3-1 il risultato in favore della squadra di casa. Raffaelli per Palaci che punta l'avversario, si allarga, poi non può andare alla conclusione al centro area perché c'è la caduta, ma si parte dall'altra parte, 2 contro 2, Berti, la martellata di Berti è intercettata, poi una carambola consente al numero 8 di manovrare ancora per Calia, dall'altra parte Ghimeno, la sfera è per la Scandianese, 10:57, poi il tentativo dalla lunga distanza non riesce, la sfera che rimane lì, una sventagliata a vuoto, l'arbitro dice che si può proseguire con Berti in possesso di pallina, cerca e trova la compagna, sfera all'indietro, Calia per Berti che tenta la conclusione al limite del suono della sirena, 10:36 alla fine del tempo, il risultato è di 3-1 in favore del Centro Porsche Firenze. Dunque il gol di Iacanto per la squadra emiliana, la tripletta di Alvarez vale il risultato in pista, già battuta. Palaci per Raffaelli, per Alvarez, in area, buona occasione ma la sfera è alta, cercava di metterla sotto la traversa, niente da fare. 10:29 alla fine, il risultato ancora 3-1, 6 falli rossoblu a quota 3 i falli per quanto riguarda la formazione allenata da mister Barbieri. Ferrarini in possesso di sfera, tenta il tiro accompagnato, Masetti fa buona guardia, Palaci la recupera, la serve a Raffaelli, poi la sfera è intercettata, costretto a giocarla all'indietro Calia, esce adesso dalla zona buia, l'appoggio è per Ghimeno, dall'altra parte per Calia, cerca di farsi vedere Gallotta, riceve in questo momento, finta il tiro, si allarga, gira sfera, ancora Gallotta in possesso di pallina, la sfera però è smorzata e dunque Raffaelli la può portare in avanti per i suoi, l'appoggio è per Alvarez, il tiro di Alvarez murato, ancora lei in possesso di pallina, aspetta il piazzamento, cerca una compagna libera, troverà, infatti è così Raffaelli che poi in giravolta il filtrante per Saldana ma fa buona guardia difensiva Calia, la rilancia per Gallotta che torna in avanti per i suoi, Gallotta poi cerca la conclusione ma è sbilanciata, la mette fuori dallo specchio della porta, deve lottarla con il numero 2 Raffaelli, sfera che corre lontana per Ferrarini, Ferrarini che finta il tiro, ha un varco, poi si libera e va a crearsi la buca da sola, si incunea fra due avversari, la sfera è per Alvarez, il missile d'Alvarez è murato dal parastinchi di Calia,
Valeria Calia, adesso ancora il Forte dei Marmi, il centro Porsche Versilia a manovrare con Alvarez, 8:34, tentativo sul palo lontano, Saldana va a recuperare sfera, attaccata da Berti, fraseggio di Berti e Gallotta, sfera che gira dall'altra parte, è Ferrarini a recuperarla per i suoi, a rimpostare l'azione sulla fascia sinistra, si accentra, la cambia ancora con Calia per il tentativo sotto gamba, sfera che rimane lì, attenzione, pericolo, Masetti sugli scudi, la stecca è altissima ma non è che la sfera fosse da meno, si salva il Forte dei Marmi grazie all'ottimo intervento di Vittoria Masetti ed è Alvarez in possesso di pallina, ancora Palaci, Gallotta su di lei, la sfera è lontana per Alvarez che non prova neppure a rilanciarla, c'è il time out chiesto da mister Molina quando mancano 7:40, il risultato di 3-1, apre le marcature sul finale di tempo Alvarez su tiro diretto al 22:03, pareggia Iacanto in apertura di ripresa all'1:16 sempre su tiro diretto, poi la doppietta di Alvarez, la prima su deviazione, un tiro accompagnato di Raffaelli, la seconda su azione caparbia personale, vale il 3-1. Tanto che scorrono le immagini, vediamo le ragazze adesso alle panchine. Fino a questo momento un'ottima gara per quanto riguarda la formazione rossoblu, che si affida alle azioni travolgenti in questo caso, perché veramente ha fatto delle cose veramente notevoli da parte di Luana Alvarez, coadiuvata da compagne che cercano di metterla nelle migliori condizioni possibili e soprattutto da una difesa, la coppia Raffaelli-Palaci, ma la stessa Saldana hanno concesso pochissimo e quando loro hanno avuto una qualche minima difficoltà ci ha pensato un'ottima veramente superlativa Vittoria Masetti fino a questo momento, ma mancano 7:40, c'è sempre il tempo per tutto e il contrario di tutto e ci prova subito Berti e ritrova subito la risposta del portiere Masetti nell'angolo, adesso deve uscirne ma è Iacanto che la prende per i suoi, adesso Gallotta che però sbaglia tutto, Saldana si può andare 1 contro 1, si libera dell'avversario, poi però al momento del tiro finisce a terra, l'arbitro dice che non c'è fallo e dunque rimposta l'azione, la formazione della Scandianese che ha un buon varco, poi Gallotta ha difficoltà a controllare la sfera, la lotta all'angolo, riesce a girarla indietro, Ferrarini manovra per i suoi, Anna Berti in avanti, il tiro di Berti passa al lato, Iacanto in possesso di sfera, attaccata vittoriosamente da Raffaelli, spintonata all'angolo, cerca di andarsene Raffaelli, guadagna il fallo di squadra, è il quarto per la Scandianese, a quota 6 il Forte dei Marmi, il risultato ricordo ancora una volta 3-1 quando mancano 6:49 alla fine. Raffaelli in possesso di sfera, toccata la pallina a Palaci, pressing altissimo dello Scandiano che ovviamente deve recuperare almeno 2 reti, Gallotta adesso cerca di disturbare l'avversaria ma è proprio lei che guadagna sfera, Gallotta per Berti che cerca un'azione solitaria che non riesce, Palaci perentoriamente porta via sfera, la serve a Raffaelli per Alvarez, Luana Alvarez per Saldana, ancora il numero 8, la cambia con Palaci, sfera all'indietro, dall'altra parte la pallina al centro, dritto per dritto il guantone importante di Chiara Pisati e siamo già dall'altra parte con un tiro violentissimo ma fuori misura, non si è capito se voleva essere un tiro o un passaggio, di fatto è Raffaelli in possesso di sfera dietro porta per Saldana, 2 su di lei, palla che rimane lì, poi viene toccata da terra
da chi meno, dunque la punizione in favore del Forte dei Marmi, vertice basso alla sinistra, se non vado errato, del portiere Chiara Pisati, è il numero 2 Raffaelli ancora, la manovra per Alvarez, sfera all'indietro, Palagi supera un primo avversario, arriva al limite dell'area, cerca il filtrante che però non è deviato per un non nulla dalla stecca di Raffaelli, ma ancora un errore delle ragazze di Mister Barbieri, dunque la formazione versidese che può tornare nuovamente in avanti quando mancano 5:14. In orizzontale Palagi, Forte Marmi che adesso può iniziare a pensare di giocare anche un po' col cronometro, la sfera rimane lì, attenzione in avanti la formazione emiliana, poi il tentativo, la posizione defilatissima, ma è Alvarez che ne esce, ha davanti a sé l'intera squadra dello Scandiano, si porta nell'angolo a difendere sfera, dietro porta, la serve a Palagi che gliela ritorna, cerca di portarsi via l'uomo Saldana, niente da fare, c'è il fallo di lunetta da parte del rossoblu. Dunque le ragazze di Mister Molina che conducono per 3-1 quando mancano 4:35 alla fine. Ancora il time out, si è accesa la luce, poi Alvarez soffia a sfera, addosso a sé Ferrarini, Alvarez se ne libera, Alvarez tenta il gol su alza e schiaccia, non riesce per l'intervento dell'ottimo portiere Chiara Pisati. Sfera per Saldana, dunque la ragazza in rosso-blu all'angolo, la fa girare all'indietro, ma la pallina è ottimizzata da Alvarez che supera Berti, supera anche il cerchio di centropista, si allarga in fascia sinistra, aspetta il piazzamento, vede se trova uno scarico su una ragazza libera, poi decide per il tentativo sul primo palo, ma siamo 2 contro 1 in contropiede, Gallotta, Berti, Gallotta, si allarga Gallotta, risponde Masetti alla grande. Beh, veramente quando la difesa rossoblu ha avuto una qualche incertezza, vittoria non è mancata. E adesso ci prova Palagi di prima attenzione, ma è fuori misura, sfera ancora all'indietro per Raffaelli che fa la conclusione dritto per dritto, risponde il portiere Pisati, ma siamo già dall'altra parte con Berti che cerca l'azione solitaria, controllata al limite dell'area, si schiera a fase difensiva il centro Porsche Firenze, attacca la formazione emiliana, ancora la conclusione, passa al lato, ancora la Scandianese che ci prova e ancora una buona difesa dei rossoblu. Chiama la calma Roger Molina a 2:43 col doppio vantaggio, bisogna fare molta attenzione, sfera che rimane lì, viene allontanata, ma ancora una grande difesa delle ragazze rossoblu, nello specifico di Jessica Raffaelli. Poi la sfera è per Saldana, adesso quei 40 secondi che mancano alla fine dell'azione dobbiamo sfruttarli tutti. Esce dalla zona buia, fa correre per Alvarez attaccata, subentra Palagi ancora, Forte Marmi che deve andare a giocare ai 4 cantoni fino al limite del tempo, si intromette però Gallotta, la sfera in avanti ma Palagi la porta via, ci prova in proprio Palagi, niente da fare, Saldana, sfera che oltrepassa tutta l'area di rigore senza che nessuno trovi la deviazione. Attenzione che adesso la conclusione è ancora sporcata da Palagi, sfera per Iacanto, il tiro Masetti, ma c'è la deviazione di Alvarez, sarà un assedio in questo minuto e 30 che manca da parte della Scandianese che non ci sta. Gallotta fa tutto bene, poi però sulla sua strada indovinate un po' chi trova, un'ottima vittoria che gli dice di no. Gallotta ancora, tenta il tiro accompagnato sulla deviazione, questa volta para il portiere e anche con un po' di fortuna il rimbalzo non entra, la allontana a 1 minuto e 14.
La difesa rosso-blu che cerca di resistere, Gallotta finisce a terra al limite dell'area, l'arbitro dice che non c'è fallo, dunque Raffaelli c'è adesso però il fallo di Berti su Raffaelli, la punizione, hanno qualcosa da dirsi le due atlete, c'è il time out chiesto da mister Barbieri quando oramai siamo agli ultimi secondi di gara. Berti e Raffaelli hanno avuto qualcosa da dirsi, l'arbitro ha calmierato subito tutto, time out importante, va a smorzare un po' quello che è gli animi delle ragazze, che ovviamente lo Scandiano si trova sotto per 3-1 sulla pista di un Forte dei Marmi che fino a questo momento aveva raccolto soltanto un punto, però vorrei ricordare che quel punto raccolto era un pareggio contro il Valdagno, che insomma è un buon dire. Se riuscisse, spero fortemente per parte rossoblu che ce la possa fare, chiaramente non è d'accordo con me tutto il popolo emiliano, ma se dovesse portare a casa questo risultato così come sembra, al di là di quelle che sono le reti, proprio dall'atteggiamento in pista, il Forte Marmi sta mettendoci una prova difensiva veramente a muro contro un ottimo veramente Vittorio Masetti, portiere che è stato superato soltanto per il tiro diretto del fuoriclasse Iacanto. Adesso si riprende con la punizione quando mancano 1:02, dunque sono 62 secondi. Se il Forte Marmi riuscirà a giostrarsela bene al limite del 45, concederà solo una manciata di secondi di possibilità alla formazione della Scandianese, ma ovviamente bisogna fare attenzione a non perdere sfera sulla tre quarti. Brava Raffaelli che se ne va, resiste alla carica dell'avversario, si ferma nell'angolo, giusto così, poi si fa sentire chi meno, se ne va dall'altra parte, Iacanto gli porta via sfera, ma intanto se ne sono andati metà dei 60 secondi che mancavano e torna in avanti a 28 dalla fine il tentativo, nulla da fare, Saldana la recupera, la rilancia per Palaci, per Saldana ancora, e insomma signori, solo il suicidio collettivo potrebbe salvare la Scandianese. Il Forte Marmi si prende 3 punti importanti qua sulla pista amica contro una di quelle squadre che all'inizio del campionato era accreditata nei quartieri altissimi, del resto occupa la terza piazza, eccola, la buttiamo via e abbiamo vinto 3 punti importantissimi per la classifica, per il morale, per la crescita di queste ragazze che anche questa sera ovviamente hanno dato tutto quello che potevano e anche qualcosina in più. Si chiude dunque il risultato di 3-1, i falli di squadra sono 6 a carico del Forte dei Marmi, 5 a carico della Scandianese. Il gol dopo una fase di studio oltre misura lungo è il primo gol, arriva su tiro diretto da parte di Alvarez, il blu a Gallotta. Al 22esimo, al 24esimo c'è la possibilità per Alvarez di raddoppiare ancora, ma il portiere, nella fattispecie Greta Ganassi, la intercetta molto bene. In apertura di ripresa, in inferiorità numerica, il tiro diretto trasformato da Iacanto vale l'1-1, il 2-1 un'accompagnata molto bella di Raffaelli deviata in porta al volo da Alvarez e poi Alvarez tira, c'è una respinta caparbiamente dalla mattonella più famosa di tutto il palazzetto, quello sulla tre quarti in fascia destra, va ad inchiodare l'incolpevole portiere che nello specifico era Chiara Pisati. Bene, da parte di Fabrizio Ercolini, con questi 3 punti incamerati dalle ragazze rossoblu decisamente importanti è tutto. Un grazie all'amico Giuseppe Nardini per le riprese della parte tecnica, un grazie al re dei bottoni in regia Simone Polacci che ha avuto il suo buon da fare per farvi vedere questa gara. Da parte di Fabrizio Ercolini è tutto, la linea va alla regia, noi ci risentiamo alla prossima.